Lo splendido scenario montano dell'Agordino, tra le suggestive realtà sciistiche di Falcade ed Alleghe, ha ospitato la seconda edizione dei Giochi del Veneto invernali indetti dal CONI regionale. Oltre 400 mini atleti delle 7 province venete hanno dato il loro massimo impegno tra le piste di Falcade per lo sci di fondo e nel complesso sciistico del Civetta ad Alleghe per lo slalom ed anche al Palaghiaccio per l'hockey, il pattinaggio artistico e sincro. Manifestazione che ha preso il via con la partecipata sfilata delle autorità, delle federazioni e degli Azzurri d'Italia, assieme ai mini atleti giunti a Falcade per la 3 giorni, che ha preso avvio la presenza di un mitico dello sport invernale, l'ultra-ottantenne ed olimpionico di hockey, il cortinese Gianfranco Darin, 14 medaglie d'oro nel cortina hockey, che assieme ad una giovanissima erede dello sport invernale hanno acceso il tripode per l'apertura della mini Olimpiade invernale, alla presenza delle autorità civiche, i delegati provinciali e del presidente del CONI Veneto. Una manifestazione molto importante, per noi è una grande sfida perché come ci sono i giochi estivi che vedono tantissime federazioni, tenere escluso il ghiaccio e lo sci, che per noi sono come regioni importantissimi, non è giusto. Allora noi auspichiamo che questa manifestazione, che per adesso si fa solo nel Veneto, domani diventi una manifestazione a livello nazionale. È molto importante vedere questi ragazzi dei 10-14 anni che ghiaccio e discesa e fondo si divertono assieme, sfilano assieme, accendono la fiaccola olimpica assieme. Questa è una piccola Olimpiade ed è molto importante che noi diamo segnali positivi per questo sport che dà tanto a un'Italia che ha grandi difficoltà, ma nello sport riesce ancora a farci sognare. Viva lo sport! Per me è un piacere stare in mezzo ai ragazzi e ai giovani, anche perché ho fatto l'allenatore federale per tutte le squadre giovanili, dal 14, 16, 18 e 20. Stare insieme alla gioventù è sempre stato un piacere per me. Io auguro a tutti questi ragazzi giovani che incominciano l'attività, che incominciano a fare dello sport, che abbiano le soddisfazioni che ho avuto io.
è un piacere oltre che un onore essere presenti per la seconda edizione dei Giochi del Veneto invernali. Siamo veramente contenti che il CONI della Regione Veneto abbia scelto ancora Falcade e ancora Alleghe per la seconda edizione di questa importante manifestazione che ci auguriamo, anche grazie al nostro contributo, possa crescere e diventare una manifestazione ancora più grande. Raccogliere ragazzi così giovani intorno a tante discipline legate al mondo della neve e del ghiaccio è certamente una soddisfazione anche per noi amministratori di queste valli. Ci auguriamo che sia anche un modo per far conoscere le nostre località, per far vedere quali sono le nostre potenzialità, quali sono le nostre bellezze. Una giornata particolare, vedere tanti giovani così che si avvicinano allo sport, che praticano lo sport, poi si sentono importanti perché i giochi olimpici per i bambini sono un ideale e vivendo una giornata così io credo che per loro rimanga un ricordo veramente vivo. Fa piacere che sia stato scelto anche Alleghe assieme a Falcade per questi giochi perché sicuramente come sindaco fa conoscere il comprensorio anche di Alleghe e di Falcade e per i Giochi del Veneto credo che sia estremamente importante. Ringrazio quindi tutti gli organizzatori, dal Presidente Bardelle e tutti i collaboratori. Per la seconda volta farà Falcade e Alleghe i giochi invernali, diciamo olimpici regionali, quindi una grande soddisfazione per un territorio che riconferma la capacità attrattiva ma anche organizzativa per questi ragazzi che devono comunque godere 2 giorni di grande festa ma anche di quell'agonismo sano, buono, per il quale lo sport deve essere veramente grande maestro. Ragazzi di ogni età, abbiamo visto dall'età più piccoli, under 10, fino ai più giovani e poi bellissimo nel momento dell'apertura dei giochi la presenza dei nostri campioni olimpici che hanno fatto la storia, quindi un connubio di diverse realtà, di diverse capacità di dare lustro al nostro territorio, ma tutti quanti accomunati da un attaccamento allo sport, al territorio e alla voglia veramente di far crescere in modo sano questi nostri giovani. Con gli sci da fondo sulle piste di Falcade e lo slalom sulle incantevoli piste del comprensorio del Civetta, i mini atleti delle 7 province venete si sono affrontati senza risparmio di energie, così come pure lo sono state le atlete impegnate sul ghiaccio nell'artistico femminile e nel sincro. Ci troviamo sulla pista Coldai, in un posto splendido, ma certamente quello che ci dà grande soddisfazione è che questi secondi Giochi del Veneto hanno riscontrato una partecipazione ancora maggiore di società che hanno aderito nella nostra regione. In questo momento è aperto il Palaghiaccio dove ci sono le gare di hockey, il fondo a Falcade e qui siamo a Alleghe che aspettiamo l'inizio delle discese dello slalom gigante. Credo che il segnale che vogliamo dare è quello ai nostri giovani che devono, oltre che diventare grandi campioni se riescono, però sapersi divertire con lo sport e quindi stare assieme, fare squadra e tutti gli sport sono belli e quindi i sciatori conoscono il ghiaccio conoscono chi invece ama la neve e corre sulla neve. Non da meno combattute anche le animate sfide al Palaghiaccio di Alleghe tra le 8 formazioni dell'hockey che ha visto i giovanissimi di Cortina ad imporsi alla formazione di Pieve di Cadore con una finale conclusa ai rigori.
an outline of a vision that you had when we were children yesterday. You watched it fade. Let your heart be your religion. Let it break you out of this prison you became. It's not too late. I dare you to love. I dare you to cry. I dare you to run. I dare you to try. I dare you to fall and lay on the ground. I dare you to feel. I dare you to be. I dare you. I dare you. L'esibizione del pattinaggio artistico, 3 categorie, le più piccole delle nostre società sono ragazzine del 2008, 2007 e 2006 che si alternano nel loro numero di gara. Poi seguirà l'esibizione del sincronizzato. La squadra del sincronizzato e pattinaggio artistico Feltre ci farà vedere il loro numero di gara col quale partecipano alle gare nazionali. Sono 19 ragazze, più grandi di queste sono ragazze dai 15-16 anni che ci faranno vedere la loro abilità come squadra. Il pattinaggio artistico senza dubbio affascina in particolar modo le ragazze ma anche i ragazzi. È uno sport delicato ma anche molto atletico, perché per raggiungere i livelli che devono raggiungere le nostre atlete devono allenarsi praticamente tutti i giorni. Quindi è uno sport bello, di grazia ma anche molto molto atletico.
Poi l'ultima sfilata con tutti i partecipanti, i dirigenti e le federazioni presenti per la consegna delle medaglie e le coppe, così come i trofei andati ai vincitori con Belluno che ha preceduto nell'ordine gli atleti di Treviso e di Padova. L'applauso finale dei mini atleti presenti alle premiazioni e l'arrivederci a tutti alla prossima edizione dei Giochi del Veneto ha concluso la 3 giorni sotto il simbolo dello sport del CONI Veneto.